Ritrovarsi a un termine di una stagione con un albergo, una struttura ricettiva che ha lavorato a pieno ritmo ma che di fatto non ha prodotto a sufficienza per coprire quelli che sono i costi gestionali. Ecco la sensazione degli albergatori al termine della stagione estiva, quella di aver lavorato per ottenere nella migliore delle ipotesi un risicato pareggio. Gli ombrelloni si sono chiusi, il litorale veneziano da Sottomarina a Caorle a Jesolo apre i libri contabili e fa i conti da lacrime e da emergenza in vista del 2013. Unica nota positiva, il crollo di presenza di italiani che si paventava ad agosto è stato recuperato in parte da un settembre fuori dagli schemi. Grazie alle condizioni meteo favorevoli e gli operatori hanno anche garantito una maggiore apertura delle strutture ricettive rispetto all'anno precedente. Questo ha anche consentito di registrare un più 15% di alberghi aperti nella settimana che va dal 16 al 23. È servito per non soffocare ma non per gioire. Lo spiega bene il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli. Il numero di presenze non corrisponde necessariamente al guadagno. È qui la nota dolente. Crollo dei fatturati in quest'estate 2012 in tutto il litorale. Cifre ancora parziali, ma secondo Micheli siamo tra il 10 e il 15% in meno, forse anche peggio. Un tempo eravamo in regno della pensione completa, spiega il numero 1 degli albergatori regionali. Ora vince la mezza pensione, la soluzione camera più colazione. Solo nel mio hotel in questo modo abbiamo perso 100.000 euro. Il titolo dell'estate è uno solo: italiani, chi li ha visti? La peggior crisi di sempre ha annientato il mercato interno. E c'è un altro dato allarmante: almeno il 5% degli alberghi è in vendita. C'è chi non è sopravvissuto alla stagione appena conclusa. E nel 2013 anche gli altri comuni del litorale, dopo Sottomarina, sono intenzionati ad applicare la tassa di soggiorno, odiata dagli albergatori. Prima si fanno i progetti e si decide dove e quanto costano la realizzazione di questi progetti e poi si trova il modo di finanziarli. Io credo che ad oggi si rischi di fare il processo inverso, cioè prima portiamo a casa i soldi e poi decidiamo che cosa fare con questi soldi. Di tasse di soggiorno veramente preferiremo non sentirne parlare con questo modo di approcciare al sistema. Secondo Micheli sarà un 2013 da incubo, addio definitivo agli italiani, forse si perderà anche il mercato di polacchi e ungheresi, i tedeschi potrebbero spendere meno. Appello d'emergenza ai comuni per mettere a punto da subito le strategie per non affondare. Siamo già onestamente in ritardo, siamo ormai ad ottobre, non c'è più tempo, bisogna fare presto.